Tra un temporale e l'altro, domenica il team di Padova in bicicletta, iscritto per la terza volta all'European Cycling Challenge, è sceso in pista. Il percorso, quasi interamente arginale, è partito da Prato della Valle per poi fare una pausa al Parco della Fenice, pausa tra l'altro prolungata da un temporale, per poi tornare in Prato della Valle. Tragitto bagnato, tragitto fortunato per la trentina di partecipanti, compreso l'assessore alla mobilità Grigoletto, che hanno registrato i loro chilometri da aggiungere alla sfida per la città padavina. Città che attualmente, anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse, milita al 16° posto con 34.000 chilometri. Ricordiamo per chiunque volesse iscriversi per la European Cycling Challenge, organizzata come al solito dalla città di Bologna, è sufficiente iscriversi dal sito europeancyclingchallenge.com e scaricare l'app Cycling 365. Attualmente la città che sta vincendo dopo 16 giorni di gara è la città di Danzica con 412 km, seguita da Breslavia con 145.000 km e da Varsavia con 127.000 km. La prima città italiana è la quarta, Roma. Per rimanere informati della manifestazione potete passare sulla pagina Facebook di Padova Sfida in Bicicletta oppure nella sezione social della app Cycling 365. Swishenberg Channel, Padova. Vi siete asciugati già?